In seconda fila Nerone D'Asolo, partiti in questo momento, si ritrae Omas NP, c'è lotta per il comando, vengono scavalcati sia i Rambo che Leticia B, si ritrae McGrace SM, continua la lotta, Nancy Streb, New York e Owen come doveva essere, poi è Owen CR che passa con strappo in 12,4 per andare al comando davanti a New York, poi Nancy Streb in corda, terza davanti ai Rambo Jet e poi ancora in lunga fila indiana McGrace SM, Leticia B, Omas NP e Nerone D'Asolo. 27-6 il quarto di apertura, nonostante sia andato a tirare indietro verso il paletto di 400, Pietro Gubellini ha messo in campo un parziale micidiale, si scopre McGrace SM prima dei 600 di gara, trottati comunque in 42,5 dal leader, nella sua scia si muovono Omas NP e Nerone D'Asolo che sono gli outsider della corsa, intanto il rallentamento di Pietro Gubellini in sediola a OCR che arriva in controllo al mezzo miglio di gara, 800 passati in 57,7 da tabellone ufficiale, quindi con 31 di frazione. OCR in vantaggio, McGrace SM che costruisce di fuori, all'interno c'è New York, lo ripetiamo, interpretato da Giancarlo Baldi, chilometri in 13 una virgola, poi gli altri con Nancy Streb affiancata da Omas NP ai 1200 di gara, 1100 di gara. Va a riallungare il leader, corsa con molto pathos perché i favoriti sono tutti là, McGrace di fuori ma c'è 28,4 di frazione, OCR se la gioca da battistrada al comando, McGrace SM si mette di fuori e sta guadagnando margine. Scabbia anche New York, addirittura arrivo con McGrace SM che è passato su Owen CR, è rimasto un po' sulle sue New York, nel tratto conclusivo, stringe i denti McGrace perché voleva rimontarlo all'interno Owen CR, ma nel finale McGrace SM e Roberto Andreghetti davanti a Owen CR e a New York, un 28,6 di chiusura dopo un altro quarto in 28,4 per arrivare ai 1200, gli ultimi 800 metri in 57 con McGrace SM che ha trottato anche 3 curve di fuori, 12,6 dice il tabellone di centrocampo, ma vedremo se questo ragguaglio verrà ritoccato dal cronometrista ufficiale. La vittoria di McGrace SM con Roberto Andreghetti per il training di Lucio Colletti e i colori della Royal Horse. OCR al secondo posto, battuto dopo aver venduto cara la pelle, ma comunque battuto piuttosto nettamente dal vincitore, il terzo di New York, riavvicinato nel finale da Nancy Streb. Tutto questo, come dicevamo sempre, è assolutamente ufficioso, attendiamo la conferma ufficiale e riapprezziamo ancora una volta il replay della dirittura d'arrivo dove McGrace SM è passato di una lunghezza su Owen CR che ha voluto provarci a correre da battistrada. Per il Lotteria penseremo, il Gran Premio Padovanelle è nel carniere di un cavallo del quale che sta davvero scrivendo la storia del nostro trotto.